condizioni. Insomma, il dato che balza agli occhi, insomma, è la partita da fuori che ha fatto Chieti, insomma, la serie di triple che ha di Bonfiglio soprattutto, ma non solamente lui, ci ha spezzato un po' la gamba. No, noi abbiamo iniziato la partita con un'idea difensiva, dopo 5 minuti l'abbiamo subito cambiata proprio perché abbiamo visto che c'era questa situazione che ci stava creando parecchi problemi. E dopodiché abbiamo giocato un secondo quarto in linea con quelli che potevano essere gli atteggiamenti, le indicazioni della partita. Per me la cosa che ci ha ammazzato è stato il terzo quarto. Il terzo quarto, un inizio ha messo bombe anche difficili, non era più come prima, erano situazioni diverse, di isolamento, con il lungo con le bracciate, bravi loro, molto bravi loro, una Lubari un pochino più scarica comunque sotto il profilo dell'energia nervosa e anche fisica, molto più scarica contro una squadra che aveva molta più energia vitale, ha giocato con una lucidità estrema e ovviamente tirando 18 su 31 a 3 punti fa fatica a perdere la partita. Ecco, sono periodi nei quali mi ho detto, voglio vedere se come la mia squadra risponderà a una scelta importante come quella di Casalegno. Che risposta dai a questa domanda? Non penso che solo l'assenza di Casadei abbia fatto sì che venisse fuori una partita di questo genere. Ci sono tanti meriti di Chieti e ci sono alcuni dei meriti nostri che non possono essere giustificati dall'assenza di Casadei. Però ci sono delle prestazioni di singoli che molto sottotono, con pochissima lucidità, perché abbiamo deciso di fare delle scelte difensive che potevano essersi rivelate sbagliate, altre che potevano essere giuste, però sono state disattese. Per cui molti giocatori, alcuni giocatori che a livello individuale non hanno fornito la prestazione difensiva fatta di applicazione, di concentrazione, di intensità. Eravamo troppo molli per affrontare, lo ribadisco, una Chieti come quella di adesso, perché forse avessimo giocato contro una squadra con minor impeto agonistico avremmo potuto gestirla alla fine. Questi qui hanno fatto fatica perché tutti quanti hanno portato acqua al mulino di Chieti e soprattutto la prestazione di Bonfiglio, 7 su 7 da 3 punti, con tiri molto difficili anche, non di semplice applicazione. Se c'è una cosa che vuoi salvare, cosa salvi di questa partita? No, quando perdiamo tutti insieme, non ci sono i singoli che emergono, abbiamo sbagliato tutti, abbiamo sbagliato l'approccio, per noi prendere 90 punti è una cosa che è capitata di rado in questo inizio di stagione. Adesso bisogna capire se è stata una situazione un attimo passeggera oppure se siamo entrati in un calo di tensione fisica o anche psicologica. Io sono entrato nello spogliatoio, cosa che non faccio mai, proprio per dire che domenica in casa nostra abbiamo bisogno di ritrovarci e di ritrovare quella squadra che con semplicità, con molta umiltà, ma con tanto sacrificio ha portato quella striscia di vittoria. Okay. Va bene? Grazie.